Buongiorno a tutti. Allora, passo della Gobera fatto. Oggi proviamo a fare il passo Brocon, che è quello lì in fondo che sale appunto da Canal San Bovo, che è giù per di qua 2-3 km. Poi si sale tutto su quella costa là e si va su fino al passo del Brocon sui 1600 metri. La giornata è top, quindi insomma andiamo, mi avvicino appunto, scendo giù a Canal San Bovo, poi ci sarà un ponte e da là inizierà praticamente tutta la salita che si inerpica su. Ci stiamo avvicinando in prossimità del ponte. Inizia a salire. Ci aspettano circa 13 km e mezzo. Canal San Bovo lì giù. Veramente poco traffico eccezionale. Eccoci qua, siamo su 1250 e non so se è chiaro. Circa 1300 metri di quota. Circa 2 km e mezzo. Dall'arrivo. Una delle salite più tranquille che abbia mai fatto. Ovviamente conta anche l'orario, però questo è. Ci siamo, si sta aprendo abbastanza. Let's go, let's do it. E quella lì la stradina sulla sinistra che va su, vediamo di farla. Top, passo il Brocon. Salita per di qua, fate l'ultimo strappo in salita, merita da sopra. Sì, insomma si fa qualche metro in più per comunque rispetto al passo, quei 60-70 metri in più, però insomma credo che meriti comunque arrivare qui su per vedere questa distesa, insomma. Direi che è top, o no? Direi che merita assolutamente fare quei 60-70 metri in più.
Arrivate al passo del Broccon, fatelo quest'ultimo pezzo. Che spettacolo, le Dolomiti in fondo. C'è poco da dire. Direi una magnificenza, una magnificenza. Questo è quanto. Passo del Broccon da Canal San Bo. Salita che hanno messo a posto, molto scorrevole, tratto asfaltati anche molto buoni, nuovi, alcuni. Pochissimo traffico, almeno presto alla mattina. E è veramente una pazza incredibile qua. Incredibile. Niente, da Passo del Broccon alla prossima. Ciao.